Buonasera! Buonasera, bentrovati a questa nuova puntata di Effetto Friuli Giovani. Siamo davvero in tanti questa sera ed è un piacere per gli occhi riuscire a riempire questo studio. Mi fa piacere che ci sia questa risposta così importante da parte dei ragazzi. Il tema di questa sera parliamo di Expo 2015 Milano, o per meglio dire prendiamo spunto da quelli che saranno i temi proposti all'Expo per parlarne con i ragazzi. Cibo, alimentazione, il rapporto dei giovani con il cibo, dal punto di vista della salute scopriremo, ci faremo raccontare dai ragazzi quali sono le loro abitudini, scopriremo quali sono le buone abitudini alimentari, quali sono invece quelle che forse vanno un po' meno bene, se non addirittura possono essere dannose per la salute. Ma parlare di cibo significa parlare anche di cultura, significa parlare di territorio e quindi cibo e identità. Che cosa racconta il cibo del territorio, i piatti tipici, come rappresentano la terra dove vengono prodotti? C'è davvero tanto da raccontare. Intanto gli istituti che sono, le scuole che sono rappresentate qui questa sera, sono tanti ragazzi, sono tante anche le scuole, il Cecconi, Magrini, Marchetti da Ronco, che da Gemona abbiamo una nutrita rappresentanza di studenti da Gemona, e poi lo Stringer, il Malignani e lo Stellini. Grazie intanto a tutti voi per essere qui questa sera, ringrazio in particolare chi si è sacrificato sedendosi per terra, ma stasera eravate davvero in tanti, siete davvero in tanti. Vado a salutare gli ospiti con i quali i ragazzi si confronteranno questa sera. Allora, saluto intanto il dottor Aldo Savoia, grazie per essere qui con noi, medico, direttore del servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria 4 Friuli Centrale. Quindi con lei svilupperemo in particolare il rapporto, insomma, tra cibo e salute. Sicuramente potrà darci qualche buona indicazione di cui prendere nota. Saluto poi Adriano Del Fabbro, ringrazio anche te per essere con noi, giornalista, esperto di gastronomia, tra l'altro autore di diverse pubblicazioni, alcune delle quali particolarmente attinenti al tema che andiamo a trattare. Conosce bene, insomma, i prodotti del territorio e ci faremo raccontare anche quali sono le aspettative del territorio rispetto a questo evento di cui si parla da tanto tempo, nel bene e nel male, ma insomma si sta avvicinando perché maggio è ormai dietro l'angolo. Per quanto riguarda i prof, stasera abbiamo Luca Martini seduto appunto comodamente in poltrona. Saluto e ringrazio il prof e naturalmente anche chi continua a seguirci dietro le quinte, quindi ringrazio Francesco Cioli e Gian Antonio Babbo. Allora direi, prima di proporvi una scheda che riassume un po' quelle che saranno le tematiche di Expo, volevo chiedere ai ragazzi se c'è qualcuno che trova particolarmente interessante le tematiche dell'Expo, che comunque si è documentato, sa che cosa succederà, e se c'è magari anche qualcuno che ha già provveduto ad acquistare il biglietto. Per esempio, prego. Buonasera, sono Dylan dallo Stringer e sì, noi essendo un alberghiero abbiamo spesso parlato dell'Expo e io ho anche già acquistato un biglietto appunto per andare a Milano a vederla. Ne parlate a scuola, in che termini? Beh, ne parliamo spesso con la professoressa di alimentazione, quindi della materia specifica di cui fa parte anche l'Expo, e quindi parliamo di cosa è fatto l'Expo, di cosa avverrà all'Expo e come proporsi, anche perché anche alcuni dello Stringer andranno là a parlare del Friuli, perché ci sarà anche uno stand sul Friuli e quindi ci sarà un coinvolgimento diretto. Che cosa ti ha spinto ad acquistare il biglietto e che cosa ti incuriosisce di questo evento? L'Expo intanto è un evento che avviene una volta ogni 5 anni, quindi è una cosa anche importante che sia in Italia. Il prossimo sarà a Dubai, insomma negli Emirati Arabi, quindi abbiamo... Più difficile riuscire ad organizzarsi. Esatto, e quindi ho approfittato per andare appunto a Milano e parlando a scuola abbiamo appunto conosciuto delle cose interessanti, quindi mi hanno spinto appunto a prendere il biglietto. Ti ha incuriosito, ecco, ma ci andrai con qualcuno in particolare, cioè organizzata dalla scuola, oppure sei tu no, che... io mi sono attrezzato da solo, però sicuramente andrò con una mia amica, qualcun altro, insomma, quindi da solo no. C'è qualcun altro che si è informato, sa di che cosa si occuperà Expo?
Aurora, tu che hai il microfono. Buonasera a tutti. Sì, io sono abbastanza informata, anche perché poi l'Expo in Italia si è fatto anche gli anni scorsi, ma per quanto riguarda gli odontotecnici, l'anno scorso c'era l'Expo Dental. Quest'anno, come diceva il ragazzo, l'Expo si è diciamo più aperto e capita ogni 5 anni, quindi tra 5 anni lo vedremo appunto a Dubai, cosa hai detto? Che non, già non... Emirati Arabi. E, insomma, ti interessa il mi interessa tema? molto, penso che tutte le scuole, soprattutto quelle professionali, dovrebbero partecipare e dovrebbero coinvolgere soprattutto la maggior parte degli alunni. Penso che sia una cosa molto rivoluzionaria anche nelle scuole, ma soprattutto informi e anche faccia entrare in un certo modo anche i ragazzi più dal vivo in certi argomenti, che può essere quest'anno anche come l'alimentazione, ma magari la tecnologia, come tante altre informazioni. Per esempio, per l'alimentazione, secondo me, noi abbiamo tanto bisogno di parlarne, anche perché ci riguarda da molto vicino, soprattutto per molte ragazze, perché adesso tocchiamo anche un attimo gli argomenti dal vivo e dal vicino, che può essere anche una malattia che tocca molte, che in questi casi è anche l'anoressia. Quello anche si può affrontare, che è un argomento che noi ragazze ci teniamo particolarmente ad essere belle, magre magari, che la bellezza però non è magrezza. Allora, prima di entrare nel vivo, già lo stiamo facendo, io direi di andare a vedere questa sorta di spot dell'Expo che ci racconta anche un po' la storia dell'Esposizione Universale, quando è nata e poi ovviamente quali saranno gli argomenti al centro di questo attesissimo evento. Andiamo a vedere. L'Esposizione Universale, meglio nota come Expo, non è una fiera. È un evento globale a elevato contenuto educativo, focalizzato su un tema specifico. La prima Expo si tenne a Londra nel 1851, mentre nel 1889 Parigi costruì per l'occasione la Torre Eiffel. Oggi, dopo oltre un secolo, gli ideali di Expo non sono mutati. Diffondere conoscenza, migliorare la condizione umana, consentire l'incontro tra i popoli e far cooperare gli stati. L'Expo si tiene ogni 5 anni. Ogni nazione realizza un padiglione espositivo che riprende il tema dell'Expo, valorizzando così le sue eccellenze scientifiche e culturali, i suoi prodotti e le sue tradizioni. Oggi sono più di 130 i paesi che hanno confermato la loro adesione a Expo Milano 2015. Nutrire il pianeta e energia per la vita affronta 2 grandi questioni del terzo millennio. Creare le condizioni per assicurare un'alimentazione sufficiente e corretta per tutti gli uomini e garantire la sostenibilità, cioè mantenere anche in futuro il delicato rapporto di equilibrio tra uomo, terra, acqua e aria. Il percorso offrirà al visitatore innumerevoli esperienze, dall'agricoltura alla scienza, dall'alimentazione all'ambiente. Expo Milano 2015 sarà un viaggio nella storia e nel futuro, un racconto avvincente fatto di percorsi tematici, di eventi scientifici e artistici, ma anche di gioco e di educazione per ragazzi e bambini. Il visitatore si muoverà all'interno di un'area dove predominano l'acqua, il verde, gli habitat di tutti i continenti e le più moderne tecnologie per migliorare la vita umana. Dai padiglioni emergeranno tendenze, stili di vita e tradizioni dei vari continenti, con l'obiettivo di condurre l'umanità verso pratiche virtuose in ambito agricolo, alimentare, ambientale. Expo Milano 2015 sarà anche il luogo dove scienziati, governi, tecnici e imprese di tutto il globo pensano a un mondo sostenibile, dove natura e sviluppo, innovazione e tradizione sono legati. La qualità e la sicurezza del cibo rappresentano il futuro per l'umanità e la garanzia della pace nel mondo. Combattere la fame nel mondo, eliminare le cause della non corretta alimentazione e prevenire le nuove malattie sociali causate dal troppo cibo è il messaggio che Expo Milano 2015 vuole lasciare al pianeta. Per info visita il sito www.expo2015.org. Io volevo sottolineare questo aspetto. Qualità e sicurezza del cibo rappresentano il futuro per l'umanità e la garanzia della pace nel mondo. Questo a dire che si fa presto a dire parliamo di cibo e di alimentazione e non è un argomento così semplice. Le riflessioni che si possono fare sono molteplici e anche particolarmente profonde, ma io inizierei dai ragazzi chiedendovi se c'è qualcuno di voi che ritiene di essere un buon gustaio, qualcuno che
apprezza particolarmente il cibo, che ha un buon rapporto col cibo e che ci vuole raccontare qualcosa, o se c'è anche magari qualcuno di voi che fa outing e dice a me le schifezze piacciono e ne mangio, perché no? Allora, cominciamo. Dov'è? Abbiamo un microfono qua. Devo iniziare io? Sì. Va bene, salve, mi chiamo Michele dell'Isis Magrini Marchetti di Gemona e sì, mi definisco buon gustaio, ma penso che a tutti noi comunque il cibo piaccia, come piace il buon cibo, specialmente quello italiano, visto che comunque quest'anno l'Expo sarà un'organizzazione appunto in Italia e quello del cibo è un tema importante che finalmente quest'anno riguarderà una delle organizzazioni, qual è l'Expo, che coinvolgerà tantissime culture, tantissimi paesi. Il video prima accennava a 130 paesi e questo secondo me è anche il bello dell'Expo, cioè confrontarsi con altre culture, con altri territori, con altre nazioni e non limitarsi ovviamente a una banale chiusura rispetto al proprio stato, al proprio territorio, che comunque ovviamente è importante, cioè mantenere una giusta conciliazione tra il proprio territorio, ma ovviamente aprendosi rispetto a quelle che sono le altre culture, e questo secondo me è una cosa parecchio importante. Ti definisci, e hai detto, un buon gustaio. Sì. Ti piace solo mangiare o ti diletti anche a cucinare, a preparare qualcosa? No, per adesso solo mangiare, penso che... E senti, pensi che le tue abitudini alimentari siano corrette, siano buone? Beh sì, guardi, penso che come abitudine alimentare l'importante, almeno per come la vedo io, sia qualcosa di equilibrato, quindi non sbilanciarsi su, adesso entrerei troppo nello specifico, non ne so molto, ma comunque non sbilanciarsi su alimenti a base di carne, come non sbilanciarsi troppo né da una parte né dall'altra. Per quello che ne so e per quello che mangio penso di sì, dai, di essere abbastanza equilibrato. Il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito, bella domanda, ce ne sono tanti, la pizza è una risposta troppo banale, probabilmente opterei per il frico dato che siamo in Friuli. Ecco, immaginati di essere all'Expo, di incontrare un qualsiasi straniero e questa persona di un altro paese che non conosce l'Italia ti chiede: indicami un piatto che assolutamente devo assaggiare, un piatto italiano. In Italia? Allora, immagino che se uno straniero che è già venuto in Italia avrà potuto già assaporare la pizza, quindi non serve che io gliela indichi e non so. È difficile? Non è facile, ne abbiamo tante di Questo è un buon di segno. prelibatezze, sì, per fortuna, almeno su quello possiamo contare, dai. Allora, qualcun altro che mi parla, mi racconta, dov'è il microfono? Laggiù. Ciao, sono Christian dallo Stringer. Visto che sei anche tu dello Stringer, avete parlato anche voi di Expo? Sì, certo, abbiamo parlato abbastanza dell'Expo. Dovremmo andarci in gita. Sì, sembra un ottimo luogo per imparare anche cose diverse. Il tuo rapporto con il cibo? Il mio rapporto con il cibo è un po' un casino, diciamo. Mangio molto irregolarmente io. Perché? Perché per fame più che altro, e per noia. Però pratico anche tanta attività sportiva, quindi il mio fisico non ne risente troppo. Senti, i tuoi stuzzichini o non so che cosa sono fuori pasto comunque, certo, no? Ecco, sono sani o rientrano nell'ambito delle schifezze? No, nell'ambito delle schifezze, sì, solo dolci praticamente. Quindi dici per noia a volte? E per fame, ma alla fine è la noia che mi fa venire fame. Quindi. Ho capito. Passa il microfono, dai, che ci facciamo raccontare da qualcun altro il rapporto con il cibo. C'è qualcuno di voi che, non so, per esempio si diletta nel cucinare? Ciao, sono Viviana. A me piace mangiare molto, però per compensare pratico anche molto sport. A me piace anche cucinare, anche se in cucina sono ogni tanto un disastro. Però mi diverto davvero tanto e la mamma ogni volta che entra in cucina si preoccupa un po', infatti entra solamente all'ultimo quando ormai è tutto a posto e il cibo è pronto ormai. Allora, lanciamo un attimo la pubblicità, facciamo una pausa, poi ricominciamo perché sono molto curiosa di sapere come siete organizzati, come vi gestite, poi voglio sapere di qualcuno che ama cucinare, ama mettersi tra i fornelli e sporcare la cucina, che è una cosa molto divertente. A tra poco, la pubblicità.
Di nuovo insieme con Effetto Friuli Giovani, ispirati da Expo 2015, questa sera parliamo del rapporto con il cibo. Allora, nei primi minuti i ragazzi hanno già cominciato a raccontarci, abbiamo iniziato a parlare di abitudini alimentari, qualcuno si definisce buon gustaio, qualcuno ama fare sperimentazioni in cucina per la gioia più o meno della mamma. Vorrei sentire qualche altra esperienza, prego. Allora, mi chiamo Giacomo e sono uno studente dell'Isis Magrini Marchetti. E sono assolutamente un buon gustaio, anzi adoro il cibo e mi piace anche molto cucinare, mangio qualsiasi cosa e mi piace anche sperimentare cose nuove, specialmente di altre culture, anche spostandomi e variando in tutti i generi. Per esempio, la cosa più strana che hai assaggiato, che hai mangiato? La cosa più strana che ho mai mangiato è un piatto tipico molisano, mia madre è molisana, si chiama il turcignel ed è sono interiora del maiale circondate da budello. Ah, ecco, vedi. Questa è la cosa in assoluto più strana che abbia mai mangiato. Le tue sperimentazioni riguardano solo l'assaggio o prepari anche? No, anche preparo e soprattutto mi piace fare la pasta fatta in casa perché mi piace proprio sentire anche la pizza, mi piace impastare con le mani e vedere dalla farina e dall'acqua il prodotto finito e soprattutto mangiarmelo. Saranno contenti i tuoi amici, vengono spesso da te. Sì, ma devo dire che quando cucino per gli altri mi viene sempre uno schifo. Lo devo ammettere, purtroppo. Perché ti emozioni? Cos'è che non funziona? Non so, Quindi sinceramente tu dici, non lo io so. cucino bene, ma non riesci a dimostrarlo Ma non agli riesco a altri dimostrarlo. Cioè no, alle volte vengono anche cose buone, ma altre volte flop colossali. La cosa più buona che ti è riuscita, il piatto proprio da incorniciare, qual è stato? Io credo che sia una treccia rustica, Dolce o salata? salata, con zucchine, speck e crescenza. Wow, una ricetta tua o hai No, tradizione della nonna. Oh, che sono poi le ricette in assoluto più buone. Abbiamo il microfono laggiù. Sì, io sono Mary, studentessa del Cecconi e io adoro cucinare. Infatti quando finisco scuola sono già preparata a cucinare, a fare pranzo da sola. Che cosa ti piace preparare? Che cosa cucini? Infatti ho genitori di origine straniera, quindi cucino altro cibo diverso. Di che origine? Di che paese? Danese. Sì, infatti, e a volte cuciniamo la pasta oppure Vi mangiamo un po' adattate di alle pizza. tradizioni Sì. locali? Ecco, raccontaci, visto che saprai sicuramente preparare piatti che magari qui non sono molto conosciuti. Qualche prelibatezza di questo paese? Prepariamo un cibo chiamato fufu, che è patate con sugo e carne. E, quando mangi, infatti, hai l'acquolina di mangiarlo. Sì, infatti. E tu questo lo prepari anche questo piatto? Sì, Ti sì, riesce sì. bene? Infatti lo mangio quasi sempre. Ma sei quindi anche buon gustaia? Mangi... Non tanto. Sono Ti una piace ragazza... più preparare, più cucinare Sì, che mangiare? Sì. Ah, vede, questa è un'altra tendenza. Anche tu inviti allora amici, amiche a casa? Infatti quando vengono a visitare io cucino e mangiano tranquillamente. Ma ti piace, ti diverte? Sì, mi piace tantissimo cucinare. Sì. E come in cucina, come una volta che tu hai finito di preparare i piatti, la cucina com'è? Ordinata, sottosopra? Ma quando finisco di cucinare sparecchio io tutto, pulisco io, lavo i piatti io da solo. Bravissima, bravissima. Qualcun altro che ci vuole raccontare dei propri esperimenti? Prego. Io sono Davide del Cecconi e amo anch'io il cibo, mi piacciono tantissimo i dolci e sono vegetariano. Quindi cerco di esplorare molto la cucina senza la presenza di carne. Ma da quanto tempo sei vegetariano? Da 2 anni e mezzo. Come mai questa scelta? È stata una scelta soprattutto etica e poi comunque tanti studi dicono che la carne non è che faccia chissà che bene, quindi per star meglio anche con me stesso. La cucina vegetariana è molto colorata, molto ricca, si possono prendere si ricavano benissimo le proteine
dai legumi, dalla frutta secca, da una miriade di alimenti oltre che la carne, anche il ferro, anche la vitamina B, quindi per togliere questo stereotipo che questa dieta non è completa, o smentirlo, ecco. E poi naturalmente passeremo la parola al nostro esperto, ci faremo dire qualcosa in proposito. Mangi, cucini? Mangio soprattutto. Mia madre cucina molto bene, gli piace, quindi le lascio a lei. È vegetariana questo anche piacere. lei? No, no. E come conciliate questa cosa? A volte lei prepara solo per me, per lei mio padre fa altro, ma a volte si adatta anche alle mie abitudini. Quante volte ha tentato di convincerti, mangia una bistecca che ti fa bene? Quante volte? Molte, molte. Adesso continua ancora, ci prova ancora, si è dopo fatta, 2 anni si è fatta ha l'abitudine. Allora, abbiamo raccolto un po' le prime indicazioni, credo molto interessanti, che arrivano dai ragazzi, e a questo punto vado dal nostro esperto per cominciare insomma un po' a fare il punto, no, rispetto a quanto sta emergendo. Intanto buon gustai. Tra l'altro, se posso così dare questa indicazione, mi pare che nessuno dei ragazzi che si è definito buon gustaio, mi sembrano tutti in forma, e qualcuno ha detto mi piace mangiare, poi faccio insomma attività fisica, perché così intanto questa cosa è giusta. Se si mangia un po' di più ma d'altra parte si fa anche attività fisica in maniera adeguata, si può stare con la coscienza tranquilla? Sì, sono uscite un sacco di suggestioni, un sacco di storie personali ed è molto bello sentire questa varietà. Sì, sicuramente mi piace proprio sentire per esempio alcune aperture, no? Le aperture nei confronti del diverso, di manipolare il diverso magari, no? Farlo proprio, quindi condividerlo poi con gli altri. Questa è una cosa bellissima, no? Quella della convivialità e quindi che tra l'altro è una delle cose che ordinariamente viene indicata, fare le cose sulle quali bisogna avere una certa attenzione proprio per restare in salute, avere degli ottimi rapporti con gli altri, e il momento in cui si mangia con gli altri è un momento, direi, principe di questo tipo di rapporti, è uno dei prerequisiti quasi per restare in salute. Ecco, la interrompo solo per una curiosità, è un'osservazione che mi sono sentita fare da persone straniere, le quali dicono che per noi il cibo è sempre al centro, dall'incontro di lavoro ai momenti di convivialità, quando ci si incontra con gli amici, rimangono spesso stupiti da come il cibo sia sempre, no, un elemento centrale, un elemento proprio di socializzazione. Ma lo è così. In tutte le tradizioni, tutto sommato, no? Cioè il fatto di mangiare assieme è un momento in cui si condividono una serie di valori anche, no? E si trasmettono una serie. È il momento, abbiamo avuto qualche tempo fa anche in azienda sanitaria l'opportunità di conoscere alcune modalità di mangiare etnico, no? In modalità diciamo diverse, lontane dalla nostra tradizione, ma abbiamo capito che è quasi dappertutto così, insomma, è un momento di fortissima socializzazione quello del mangiare insieme. E quello di accettare cibi diversi credo che sia assolutamente una cosa bella, ed è un po' nello spirito, se si vuole, anche di questa cosa grandissima che è l'Expo, che ci farà, io spero che ci porterà a parlare di cibo in senso molto ampio, non di parlarne solamente spero che non sia solamente un'occasione per fare un'enorme operazione di marketing, ma sia proprio un'occasione per parlare di tutto quello che c'è attorno al cibo e quindi anche a quello che ha il significato del cibo come salute. È venuta fuori la questione schifezze, che è un grande classico. Le statistiche, i dati, che cosa dicono a questo proposito? Perché qualcuno dice che tutto sommato in Italia le cose vanno meglio che in altri paesi, perché poi chiaramente connesso alle schifezze c'è il problema dell'obesità, no? Di cui sentiamo ciclicamente parlare. Sì, c'è uno zoccolo duro evidentemente tradizionale in Italia per il quale siamo sicuramente fortunati, però è anche vero che
alcuni modelli alimentari che noi abbiamo, diciamo in modo abbastanza ingenuo, in qualche modo importiamo, no? In particolare dagli Stati Uniti d'America, tendono proprio a far dimenticare alcune tradizioni. Quando noi parliamo di, per esempio, alimentazione mediterranea, è un'alimentazione che si è quasi dimenticata contro un modello che è quello del fast food, che è un modello alimentare importato un po' così dall'America, ed è quello del junk food, no? Cioè degli alimenti che si consumano velocemente, quindi neanche guardando la socializzazione di cui abbiamo parlato prima, e sono quasi dei concentrati di, quasi da dire neanche di nutrienti, diventano quasi sostanze chimiche opportunamente assemblate, così, quelle che si trovano così facilmente in commercio, e che rappresentano quindi un aspetto molto, molto deteriore anche dal punto di vista sociale e anche dell'impatto ambientale. Su questo torneremo, anche perché poi sono emerse altre questioni che merita sottolineare. Visto che si parlava anche di cibo e socializzazione, vedo che hai il microfono tu. Mi piaceva capire anche questo, quando a casa vi mettete a tavola, parliamo della sera, quando magari c'è più possibilità che siate a casa, insomma, che tutti i componenti della famiglia siano a casa, raccontatemi quanto tempo ci mettete, si mangia, finito di mangiare ci si alza e si va, raccontatemi un po' come funziona. Beh, dipende tanto magari dagli impegni che qualcuno può avere dopo cena, qualche riunione, qualche cosa. Però ci sono delle volte, è successo ieri sera ad esempio, che si mangia alle 7:30 e alle 9:30 si è ancora lì a ridere e a scherzare. Per quel lato sono fortunata e appunto ne approfittiamo di soprattutto la cena, che sono momenti in cui si può stare tutti assieme, perché sennò durante tutto il giorno si è sempre a scuola, al lavoro, è un po' più difficile, ecco. Personalmente ti capita di lamentarti rispetto a quello che ti viene proposto se non sei tu a cucinare? No, mangio di tutto, quindi non sono una di quelle che si lamentano. Non mi piace tanto cucinare, quindi è un motivo in più per mi va meglio adattarmi. Accettare di buon grado. A fianco a te c'è la tua fotocopia, giusto? Perché questa sera abbiamo ben due copie di gemelli. Passa il microfono, voglio sentire dallo stesso tavolo un'altra considerazione. È così? Io rispetto a lei mangio molte meno cose, soprattutto la verdura la evito molto facilmente, e quindi però non mi lamento di solito, la mamma sa già e quindi prepara già distinte le cose. Ah, ecco, questa è un'altra cosa, la mamma che prepara piatti diversi per andare incontro alle esigenze dei vari componenti della famiglia. Questa è un'altra cosa che credo succeda un po' da più parti. Chiedevo prima a Davide se sua mamma si era arresa nel proporgli la bistecca. Tua mamma si è arresa con le verdure? Sì. Allora, passiamo il microfono, vediamo se c'è qualcun altro che vuole raccontarci. Vai. Cioè, questi sono tutti bravi, ma io sono un disastro, perché io ho un rapporto un po' brutto col cibo, perché io mangio tanto McDonald's, kebab, e quindi mia mamma è disperata fino sopra, perché quando vado a casa e mi ritrovo a dover affrontare un pranzo o una cena, spesso mi lamento, quasi sempre. Quindi ovviamente lei già mi fa trovare la bistecca pronta, quindi già sa i miei cibi preferiti, e quindi già mi fa tutto pronto, anche se è brutto e mi rendo conto già, perché nel fisico comunque dopo lo sento quando mi ritrovo a fine cena. Poi anche, tipo, io non cucino e non mi alimento neanche a mettermi a cucinare, perché una volta ho fatto disastri, quindi ho smesso anche da quella volta lì in cucina. Però voglio dire, i ragazzi che dicono che sanno cucinare, c'è tanto di cappello, perché noi donne adesso, se vediamo, cioè, spesso ci allontaniamo un po' da questa sfera del cibo, o perché per paura che magari anche è un problema anche un po' psicologico di tante femmine, soprattutto nelle età piccole adesso, per mantenerci in forma, il fisico. Ma hai tanto sentita questa cosa, sì? Sì, secondo me sì, soprattutto nelle età piccole, comunque anche a scuola, non so se le altre ragazze fanno caso, ma comunque tante volte quando a una ragazza dice cavolo sei dimagrita, contentissima, magari le dici 1 chilo in più, già non mangia dopo la ricreazione dopo, quella ragazza lì. Però
è bello, e dico bello, prima anche stavamo parlando del cibo, magari riunioni di lavoro o altro, io tipo il cibo per me è molto importante, cioè, mangio tanto, però mangio anche cose molto selezionate e soprattutto i fast food. Molto selezionato, spiegami. No, tipo selezioni bene i fast food. No, mangio anche sano, però tipo la pasta, il risotto, eccetera, però tipo anche la verdura, anche a me cerco di eliminarla più che altro. Però comunque per me il mangiare è un momento molto importante, devo andare con una persona che veramente sento vicino, se no non lo condivido con te. Cioè è un momento importante della giornata, tipo a cena, loro che dicevano ho un bellissimo rapporto, eccetera. Io proprio potrei dilungarmi anche in famiglia 3 ore, ridiamo, scherziamo, basta che si mangi bene e andiamo avanti. Che si mangi bene, che si mangi quello che piace a te. Esatto. Che non è proprio la stessa cosa. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, tra poco. Eccoci di nuovo insieme, stavo leggendo i primi messaggi che sono arrivati, intanto un saluto ai ragazzi del CEFAP e poi un altro messaggio, a mio parere l'Expo potrebbe essere qualcosa di molto positivo, ma gli italiani ci hanno messo lo zampino e purtroppo ne hanno già rovinato l'immagine ancora prima di iniziare. Per le mie abitudini alimentari, mangio tutto quello che c'è. Mando un saluto ai miei compagni della terza AMA, mi dicono, e al mitico prof Babbo. Ok, allora andiamo un attimo. Abbiamo il microfono laggiù, benissimo, così continuiamo ad indagare su quello che è il vostro rapporto con il cibo, le vostre abitudini alimentari. Ti piace cucinare? Sì. No, comunque mi chiamo Denisa Flebus, sono dello Stringer. Da quando ero piccola ero molto golosa, ma mangiavo di tutto. Se non mi interessava se era pieno di calorie, grasso, così mangiavo io. Poi si vedono i risultati un pochino. Adesso, da bambina, e adesso? E adesso invece ho cominciato a fare un po' la schizzinosa, un pochino col cibo, faccio colazione, a pranzo se mangio un piatto di pasta già mi basta, e a cena un'insalata e basta. Noi a tavola ci riuniamo tutti, abbiamo una nostra regola mai, che chi si alza deve sparecchiare tutta la tavola, quindi vediamo. Rimanete ore e ore pur di non sparecchiare. C'è sempre una scusa per andarsene via. Ecco, un momento piacevole di condivisione. Sì, sì. Mangio anche robe, sono romena, quindi mangio anche robe romene. Abbiamo un piatto nostro tipico come sarmale, cioè verza con la carne, rotolato con la carne, molto buono. Ecco, lo proponi ai tuoi amici se vengono a trovarti? Sì, sì. Apprezzano? Sì, sì. Lo sai preparare anche tu? No. Io preferisco mangiare dolci, preparare dolci. I dolci, quelli ti riescono bene? Sì, e anche qui hai un dolce che ti riesce particolarmente bene o che magari gli amici ti richiedono? Ho qualche dolce? Crostate, quelle più semplici, non è che mi vado a complicare un po'. Perché ti piace cucinare i dolci? Perché è la cosa che ti piace poi di più? Perché anche... sono molto golosa di dolci, scusate. E la soddisfazione di mangiare un dolce preparato da te? Sì, perché quando magari sono triste mi mangio un dolcetto, così. Ti tira su di morale? Sì, dopo tutta la famiglia mangiare. Risollevi il morale a tutti con le Comunque tue crostate. anche mio fratello che è un bravo chef, anche se fa il cecconi. Lo passo magari così parla. Te lo passo, sì. Allora, intanto, come sono le crostate di tua sorella? Buonasera intanto. Sono buone, devo dire la verità, le fa veramente buone. Poi ovviamente do anch'io una mano quando mi chiede magari. Mi piace cucinare, dico la verità, faccio anche buoni piatti. Cosa prepari? Cosa ti piace cucinare? Ma diciamo io uso la fantasia. Ho questo, cerco di mischiare tutto. Quindi tu parti dagli ingredienti che hai a disposizione, apri il frigorifero, dici questo, cosa mi invento? Cioè vado a fantasia io. Bellissimo. E ti riescono bene questi piatti Devo dire inventati? la verità, mi riescono bene. Ho avuto anche complimenti. Chi è che ti fa i complimenti? Mia sorella, le sue amiche. Dai. Siete una squadra voi due, l'abbiamo capito, vi sostenete a vicenda. Sono un buon gustaio, mangio tutto, fuorché il pesce. Il pesce non vado d'accordo col pesce. Niente da fare. E tu per esempio sentivo tua sorella diceva non faccio colazione, tu fai colazione la mattina? Sì, una bella abbondante. Altrimenti non si parte? No, proprio no. Oh, dov'è il microfono che così... Dov'è? Eccoci qua! No.
Vai, raccontaci del tuo... Fai colazione tu al mattino? No. Niente colazione neanche tu? No, no. Ma non ne senti l'esigenza, non hai tempo, preferisci dormire di più? Sì, preferisco dormire di più, a parte con la corriera, sì, proprio sotto casa, quindi mi Cioè, preparo dal ed letto esco. alla corriera. Sì, senza fare colazione, quindi sì, parto ed esco. Ma allora, non fai Esco e parto, sì. non fai colazione, la prima cosa che mangi la mangi a ricreazione, quando è che mangi qualcosa? Sì, verso le 11, sì, E a che- ricreazione. Che cosa mangi? Beh, Cose porcherie. buone? Porcherie, eccolo là. Quello che mi capita in mano, sì. Sei consapevole che sono porcherie comunque? Sì. Ma un frutto portato da casa no? Cioè, beh, la dal banana. letto frutto? Beh, la banana ogni tanto la porto. Insomma. Anche l'arancia. Sì, quello che capita anche, sì. Quello che capita. Ti piace cucinare? Sì, me la cavo, ma non pulisco. Quindi pulisce mia mamma. Però veramente abbiamo tantissimi ragazzi che cucinano. Che cosa ti riesce particolarmente bene? Beh, dipende, faccio un po' di tutto. Caspita. Proprio, sì, un po' di tutto faccio, sì. Me Ti la pi- cavo un po'. Ti piace più... Ah, esatto. Qualcuno dice si avvicina alla festa della donna, potresti proporre una bella cena. Sì, ok. Puliscono gli invitati, dai. Giusto. Facciamo così. Ti piace più mangiare o cucinare? Tutti e due. Il tuo piatto preferito? La carne. Quindi sono carnivoro. Bene, allora, continuate a raccontarci un sacco di cose. Vado per un momento da Adriano Del Fabbro. Chiedo anche a te, insomma, un po' che te ne sembra di quanto sta emergendo. Intanto il fatto che ci siano tanti, ma veramente tanti ragazzi che amano fare le sperimentazioni in cucina. Abbiamo sentito parlare di creatività, abbiamo sentito parlare di passione. Insomma, mi sembra una bella cosa. Ma direi di sì, è positivo. Una volta si sentiva parlare solo di calcio, adesso sentire parlare di cibo è per me anche molto più interessante. E anch'io ho 3 figli, di cui Simone ha 14 anni e gli piace tantissimo farla mangiare, fa da mangiare per tutta la famiglia, quindi potrebbe essere un telefono azzurro. Quindi c'è questa passione, insomma. Spero, ma mi pare di non sentire qui, di non respirare da questi ragazzi il salto superiore, cioè pensare che col cibo si diventa star, no? Giustamente io direi che è sano il rapporto col cibo, con la cucina, se è in rapporto, a mio avviso, soprattutto con la convivialità. Cioè il cibo ha 2 caratteristiche importanti, secondo me: la sopravvivenza, cioè ci piace mangiare, però si deve anche mangiare, no? E la convivialità, una cosa anche che ci distingue un po' dagli animali, cioè sì, il leone mangia in compagnia, anche la scimmia, insomma, però voglio dire, non è quella compagnia che c'è fra le persone, quindi è un modo per condividere. Non è un caso che le religioni si mettono insieme le persone con il cibo. La comunione dei cristiani è un modo per condividere il cibo, quindi condividere anche poi lo spirito, l'anima del cibo e di quello che ci possiamo trasmettere fra di noi. È un modo per costruire relazioni. Ecco, questo è un po' un altro aspetto secondo me negativo invece di queste mode straniere dove si mangia in fretta, il fast food, cioè dove i rapporti non esistono o vengono frantumati, cioè mangiare in fretta, mangiare in uno stanzino, mangiare in piedi in mezzo alla puzza, non è che sia molto piacevole, non è che stimola molto, no? Quindi io abbino spesso il cibo, quindi è bello secondo me se si cresce in questo modo nel rapporto col cibo. Poi giustamente ognuno dentro la cucina ci sono 1000 modi per esprimere la propria creatività, quindi dal pesce alla carne, ai dolci, alla verdura, alle diete varie, vegetariane, adesso vanno forte i vegani, insomma c'è un po' di tutto. E quindi secondo me è molto interessante. L'interessante, se poi il passo successivo è capire cosa si mangia, capire l'origine del cibo, quindi non mettere insieme gli ingredienti nella betoniera, ma capire perché ho comprato quell'ingrediente, perché l'ho messo insieme, se sta insieme, che cosa mi dice nel mio palato, nel mio gusto, cosa fa nel mio corpo. Ma insomma, faremo un po' di strada. Secondo te che occasione è Expo 2015 qui in Italia? Ma io sono un po' critico con questa cosa qui, adesso non voglio raffreddare gli Smorzare. entusiasmi, cioè io ho un altro punto di vista che non è quello, è quello del professionista della comunicazione che vive in mezzo agli operatori. Non più tardi di oggi ho parlato con gli operatori del vino e ho fatto questa domanda, cioè cosa succede all'Expo, perché io
devo spendere, lui ha già comprato il biglietto, perché devo spendere 36 euro per poi devo prendere il treno, andare a Milano e vedere che cosa? Beh, quello ci vado sempre. Qualcuno diceva il Duomo, la da Madonnina, qua. o meglio il Cenacolo di Michelangelo che bisogna prenotare. Ma il punto è, lo spot faceva vedere l'Expo di Parigi, no? Nel 1899, a parte la Tour Eiffel, che noi ancora dobbiamo finire gli stand, no? Mancano meno di 60 giorni e gli stand dell'Expo non sono finiti. A parte le ruberie, queste le lasciamo stare, ma il punto è che andavo a Parigi, prendevo la nave o l'aereo da Tokyo, andavo a Parigi e vedevo la prima macchina da cucire, vedevo, inauguravano l'Aperol che era appena inventato, cioè vedevo il futuro del mondo, no? Cioè andavo all'Expo e quindi capivo qualcosa di quello che mi sarebbe successo negli anni successivi. L'Expo sul cibo, nel tempo in cui tutti abbiamo internet, per cui con 50 euro vado a Londra e posso mangiare quello che voglio, per altri 100 euro vado in India e mangio quello che voglio e conosco la cultura, mi compro i libri, vado a scuola. Ecco, la domanda è, strucca, cosa resta? Allora, e dopo così magari... anche, scusa, per gli operatori, cioè perché io che produco vino devo andare all'Expo a fare cosa? Premesso che l'Expo giustamente non è una sagra e all'Expo non si mangia. Cioè non è che uno si illude e dice vado là, ci sono 106 paesi, mangio 106 cibi così conosco il mondo. No, non si mangia perché non si può. Si mangia nel ristorante, non si può fare assaggi. Allora, poi sentiremo magari anche i ragazzi rispetto a queste perplessità. Vi leggo un altro messaggio. La cucina è arte e cultura, è conoscere noi stessi, è il nostro passato, presente e futuro, è senso di appartenenza al proprio mondo. Ma ricordiamoci che conoscere nuove cucine è come conoscere nuovi mondi, quindi la cucina ci unisce e non ci divide. Questo è Gualtiero da Udine. Ci fermiamo, facciamo una pausa per la pubblicità, poi torniamo insieme. Si accende il dibattito sul cibo e anche su Expo. Adesso vorrei far rispondere a chi il biglietto l'ha comprato e ha speso... Quanti soldi hai speso? 32 costava. 32 biglietti. Questo perché prima della pubblicità Adriano Del Fabbro insomma, si diceva un po' perplesso sì. Ecco, sull'utilità e diceva ma perché devo spendere questi soldi per andare all'Expo dove peraltro non posso fare neanche un assaggio, una degustazione? Rispondi. Aveva detto anche che appunto non è una sagra, quindi se uno va là va anche comunque per vedere le tecnologie utilizzate nei vari paesi, come si produce anche il cibo negli altri paesi, quindi è una cosa anche interessante da tanti punti di vista, non solo pensare di andare là a mangiare oppure andare per fare un giro a Londra, ho sentito in India, cioè non ho ben capito quella parte lì. Insomma. Tu rimani convinto? No, io sono convinto, difatti vado, ho preso il biglietto e non vedo... Cioè se uno vuole andare va, se uno non vuole non va, è libero di non andare. Ci mancherebbe. Allora, prego, volevi fare delle domande? Allora, io ho sentito parlare entrambi gli esperti del tempo impiegato nel cibo. Io spessissime volte rimango a scuola il pomeriggio, quindi finendo l'1:30 ricomincio a mangiare alle 2. Questo vuol dire che il mio tempo per mangiare è ridotto tra una pausa in bagno, eccetera, eccetera. Io volevo chiedere quali sono a lungo andare gli effetti del mangiare in modo frettoloso, perché questo mi capita non solo a pranzo, ma anche a cena, magari da sola. Quindi mangiare in modo frettoloso, che cosa comporta? Facciamo qualche altra domandina oppure rispondiamo intanto, rispondo così subito. poi... Sai, sul momento chiaramente ti può dare dei problemi di digestione, mastichi male, non crei quella situazione la digestione che inizia già in bocca, no? E questa cosa quindi da subito tutto sommato non crea le migliori condizioni per digerire. Poi sì, a lungo andare dipende più da quello che metti dentro in quel momento lì, cioè quindi da come ti alimenti, da quali nutrienti metti nel tuo organismo. Per cui poi diciamo che lo stomaco ci pensa in qualche modo a regolarizzare questo arrivo veloce di cibo. L'importante è che il cibo sia di buona qualità e quindi sì, magari dopo avremo modo di dire alcune cose riguardo a quello che è il modello
alimentare, no, di riferimento nostro, che è quello della dieta mediterranea, che tra l'altro è diventata patrimonio UNESCO ultimamente, patrimonio intangibile, no? Allora se tu segui, anche se mangi velocemente, è vero, cioè dovresti darti il giusto tempo, tralasciando la convivialità che comporta proprio un tempo dilatato di questo momento dell'assunzione degli alimenti. Però se tu segui in qualche modo la piramide alimentare, che è una delle classiche rappresentazioni grafiche quali quantitative di quello che si dovrebbe mangiare, no? È quella, l'ho citata un po' prima rapidamente, quella che adesso oltre alla convivialità ha anche l'attività fisica, il fatto di mantenersi attivi, così rispondo a quello che diceva prima la ragazza là sopra, l'attività fisica che bisogna sempre ricordare di mantenere durante la nostra giornata, quindi mantenersi attivi. E poi via via si aggiungono proprio i nutrienti, gli alimenti, e si parte dai carboidrati complessi, quindi cereali, pasta, soprattutto integrale, quindi la riscoperta dell'alimento integrale, frutta e verdura a volontà, la riscoperta dei legumi che va a sostituire, e qua mi aggancio all'impostazione vegetariana o comunque a chi si orienta quantomeno per ridurre l'apporto di carne e quindi nella propria dieta, e quindi mangia come sostitutivo delle proteine, mangia delle proteine vegetali sostituendo quelle animali, no? Per le quali di solito siamo un po' più tradizionalmente abituati. E quindi mano a mano che si sale la piramide in termini quantitativi vediamo che si possono mangiare latticini naturalmente, quindi latte, yogurt, importantissimi per il calcio, a proposito di non parlare di calcio. E poi naturalmente condimenti, l'olio extravergine di oliva, per poi arrivare alle carni rosse e uno dei punti dolenti della nostra alimentazione quotidiana, che è quella dei dolci, i dolci che sono onnipresenti, dalla colazione allo spuntino, no, serale, che passano magari attraverso un uso smodato delle bevande zuccherate, che è uno degli aspetti un po' così deteriori del fast food e comunque dell'alimentazione veloce, con carboidrati anche quelli ad assorbimento molto veloce, no? Gli zuccheri semplici, una cola bevuta rapidamente ti dà subito quel senso di energia, però è anche, fa una serie di effetti nell'organismo che sono, diciamo, a lungo andare deleteri. Ecco. C'è qualcuno altro che vuole fare delle domande, che vuole approfittare? Prego, hai il microfono. Sì, no, io volevo solo rispondere, capire. I fast food ormai sono entrati nella nostra quotidianità, perché comunque i cibi non saranno ottimi per la salute e tutto, però sono anche un modo veloce, ad esempio una persona che deve tornare in ufficio, non so, è più facile che al posto di seguire le tradizioni, di sedersi comunque a tavola e consumare un pasto con calma e tutto, preferisce per necessità mangiare qualcosa di veloce per poi subito tornare al lavoro a fare quello che deve fare. Sì, distinguerei le due cose, no? Rischiamo di fare anche un po' di confusione fra junk food e fast food. Non è detto che il fast food sia necessariamente alimentarsi al fast food sia un modo di alimentarsi sbagliato. La pizza a modo suo è un fast food, anche il kebab. No? Tanto per dare due esempi, cioè è un tipo diverso di fast food, è diverso il junk food un po', che è quei prodotti, diciamo, ragazzi, quasi artificiali, quelli che dicevo prima. No? Poi c'è la componente che riguarda il fast food, in particolare quella componente, non faccio nomi naturalmente, ma comunque quella componente che tende quella che è stata chiamata la burgerizzazione del pianeta, no? Quella ha un impatto per come è stato studiato, se volete, come è evoluto questo modello di consumo, quello ha un impatto sull'ambiente notevolissimo, perché per produrre l'hamburger in qualche modo si mette in moto un meccanismo
che ha un impatto ambientale notevole. E in questo senso infatti si propone il modello mediterraneo, di alimentazione mediterraneo, proprio perché è un modello che protegge l'ambiente. Ecco, quello della sostenibilità è un altro appunto dei temi che viene approfondito e sviluppato nel corso di Expo, e magari su questo torneremo, su come la dieta mediterranea, oltre a far bene alla salute, faccia bene anche all'ambiente. È una dieta più sostenibile, no? Anche questo è un aspetto particolare. Io volevo chiedere, ragazzi, non so adesso chi di voi ha il microfono, in particolare chi ad esempio diceva si diletta nel cucinare, nel fare esperimenti, se c'è qualcuno di voi che si occupa anche di fare la spesa, per esempio, o no? Quello non è... ok, facciamo arrivare un microfono laggiù, dopo ve lo ripassiamo così ci raccontate come fate la spesa, perché voglio dire, alla base di quello che si cucina c'è quello che si utilizza, la materia prima. Tu fai la spesa, ti capita di fare? Sì, io poi abito in centro, quindi fortuna mia mi hanno piazzato il supermercato sotto casa. Ecco, come ti orienti? Quando vai a fare la spesa come ti orienti? Mi oriento sono molto abile ad andare in supermercato perché mangio tantissimo, sempre, e amo andare a fare la spesa, quindi è un momento proprio che mi piace. Mi dileguo perché sono anche un po' costretta per aiutare mia mamma, che almeno mi dà da fare in qualcosa, visto che non cucino. Ma come scegli i prodotti che poi acquisti? Sulla base del prezzo, oppure c'è una marca alla quale ti affidi? La pasta tramite la marca, il resto tramite il prezzo. Che ogni tanto faccio il ragionamento in contrario della gente, perché tanta gente pensa questo costa di più, quindi è la marca migliore, però ogni tanto ascoltando le opinioni degli altri, o anche comunque provandolo proprio in cucina, quando mia mamma cucina, magari a me mi piace molto di più l'altro prodotto e prendo anche qualche volta quello meno costoso, non per un fatto sempre economico, ma proprio a livello di gusto, come viene fuori il piatto. Le etichette le leggi mai? No. No. Ok, passa il microfono più sotto. Anche tu fai la spesa? Sì, cioè dipende, perché comunque essendo che io ogni giorno tranne il sabato, tieni il microfono più vicino, ogni grazie. giorno tranne il sabato cucino da sola quello che devo mangiare, perché i miei sono a lavoro, cioè alla fine tanto vale che me la faccia io la spesa, perché devo mangiarci io, quindi preferisco prendere quello che piace, cioè so che mi piace di sicuro. Prepari piatti veloci, sei brava? Dipende, perché dipende più dalla giornata, nel senso, se sei ispirata o meno. Esatto, ma di solito magari nel weekend mi preparo qualcosa che posso mangiare, diciamo, durante la settimana, tipo dolci. Addirittura le scorte? Ma così dopo qualcosa di buono sempre. La spesa, come fai la spesa? Dipende, perché se è una spesa, non so, per tutta la settimana la faccio con un criterio. Se invece so che mangerò a casa solo il pranzo di lunedì e il pranzo di mercoledì, ma gli altri giorni sono via, cioè prendo in modo diverso le cose. Cioè faccio una spesa, diciamo, come si dice? Equilibrata. Conta per te il prezzo dei prodotti che acquisti? Il tuo occhio parte da quello? No, sinceramente guardo molto in base a quello che ho già acquistato in passato. Se mi è piaciuto tendo a ricomprarlo, ovviamente, ma ci sono cose che ho visto che costano tantissimo ma fanno veramente schifo. Quindi le etichette chiedo anche a te, le leggi? Per alcune cose sì, perché comunque per esempio come si chiamano? Mix di frutta e quelle cose lì, io devo stare attenta perché sono allergica all'ananas, per esempio, o anche il succo di frutta, l'ace o quello che è, cioè i vari mix, devo stare attenta perché entro una percentuale io non posso berlo, quindi mi tocca leggere anche quelle. Ma quindi se non c'è il rischio che ci sia della frutta? No, leggo anche per altri prodotti che magari so che possono contenere, non so, tipo le zuppe pronte, vedo se c'è glutamato, robe varie. Quindi. Ho capito. Quindi comunque la tua attenzione viene attirata anche dalle etichette. L'altro microfono dov'è? Così sentiamo qualche altro racconto. Vai. Sempre riguardo la spesa? Sì. Tu fai?
Scusi? Fai la spesa, ti capita? No, allora io in cucina diciamo centro per mangiare e basta, non cucino perché sinceramente non sono capace. Ma ci hai mai provato? Sì, ci ho provato ma con scarsi risultati, quindi ho deciso di chiudere Di carriera arrenderti. immediatamente. Sono fortunato perché conosco ho un grande amico che è bravo, a mio avviso è molto bravo, cioè studia cucina appunto anche allo Stringer, e quando ci troviamo fra amici diciamo lascio a lui il compito di cucinare, io mangio e basta. Mangi un po' di tutto? C'è qualche Sì, cosa? sì, io diciamo anche quando torno a casa chiedo se dico ho fame, tutto quello che c'è io mangio, basta mangiare. Va bene, abbiamo la pubblicità, lanciamo la pubblicità, se no poi interrompiamo a metà il discorso. A tra poco. Di nuovo in diretta con i ragazzi, stavamo parlando del fare la spesa, quali sono i criteri che i ragazzi appunto che ogni tanto o spesso vanno a fare la spesa, quali sono i criteri alla base della scelta dei prodotti. Ancora di spesa parliamo? Prego. Sì, allora io spesso vado a fare la spesa con mia mamma perché le faccio prendere le cose che piacciono a me, però molto spesso non guardiamo l'etichetta e non ci basiamo molto sul prezzo, ma su cosa ci piace a noi comprare. Ma succede per esempio che tu metti qualcosa nel carrello, la mamma no, questo no, e lo rimette a posto? No, sì, perché molto o il contrario magari, Molto spesso a me piacciono cose che a lei non piacciono e quindi molto spesso non è d'accordo su certe mie scelte. Ti piace anche cucinare? Cucinare no. E però mia mamma è molto brava, adesso vanno tanto di moda le trasmissioni che cucinano e quindi lei si diletta. Le guarda tutte, quindi fa zapping e si ferma su ogni programma di cucina. Sì. E cosa fa? Prende nota delle ricette che la ispirano maggiormente? Sì, va su internet a riguardarle poi. E le sperimenta? Sì, sì, sì. Le riescono anche molto bene? Brava, sì, sì. Oh, bene, quindi buone idee per cucinare. Passa intanto il microfono qua sotto così sentiamo anche gli altri. Prego intanto. Allora, io sono Andrea del Cecconi e volevo dire che innanzitutto mi diletto sui fornelli molto spesso la Dr. Jekyll e Mr. Hyde. In che senso? Nel senso che cerco di inventarmi qualcosa di nuovo per la mia famiglia che non spesso viene bene. Ma sono disposti a fare da cavia a casa tua? Devono. Devono? Sono costretti. Ok. Non c'è altro da mangiare. Ma ti verrà qualcosa sì, di ben sì. fatto ogni tanto? Il tuo piatto brutto alla vista ma buono da mangiare. Vabbè, ma insomma l'importante sia buono. Il piatto migliore che hai preparato secondo te? Pasta asciutta, classica. Pasta asciutta al pomodoro. Viene sempre bene quella. Beh, vabbè, dite poco, è un piatto così buono e così semplice, siamo fortunati, insomma. Allora, innanzitutto vado a fare spesa spesso con mia madre che lavora in un bar, quindi dobbiamo rifornirlo e mi capita veramente poche volte di guardare il prezzo e le etichette perché ormai si va per abitudine. Che molte volte quando uno va lo fa proprio per abitudine, prende le cose, le butta dentro. Io una volta, non rendendomene conto, ho preso del couscous con le istruzioni in francese, una volta arrivato al punto di farlo ho dovuto usare Google Traduttore per cucinare. Beh, ci sei riuscito. Più o meno. Vabbè, scusa, hai mangiato, hai anche sperimentato una lingua nuova oltre a un piatto nuovo, Una lingua nuova. Sì, più o meno. Più o meno, Nella vabbè, tastiera dai. non trovavo le lettere giuste, quindi venivano traduzioni strane. E Ok, com'è venuto il couscous? abbastanza buono. Oh, vedi, allora l'importante è quello. E volevo aggiungere che molti Vai. ragazzi, secondo la mia esperienza, cioè è un must quello di saper cucinare da soli a casa, perché come diceva la ragazza prima, molto spesso non ci sono i genitori a casa, quindi magari Di che necessità lavorano, virtù, dici? esatto, Mm. è molto utile saperlo fare da soli. Ok, allora abbiamo il microfono qua sotto, prego. Io volevo fare una domanda all'esperto. Prima nell'ambito del cibo sano era venuto fuori il cibo integrale. Volevo chiedere quanto è importante mangiare cibo integrale rispetto a quello normale per avere un'alimentazione sana. Allora, si insiste molto da qualche decennio ormai, si sa che la fibra alimentare che è contenuta specialmente nel cibo integrale
ha degli effetti fisiologici, non è un vero e proprio nutriente, però ha degli effetti di regolarizzazione sia della glicemia, quindi diciamo, per semplificarci la vita, tende a ridurre il fatto di andare incontro a patologie tipo il diabete. Poi regolarizza il transito intestinale. Poi una cosa molto importante della fibra, quindi che è contenuta nel cibo integrale, è che rappresenta un qualche cosa che i nostri microrganismi nel nostro intestino mangiano e in qualche modo regolarizza questa flora intestinale. E quindi è un aspetto, sì, ha questa importanza. Non solo, poi in molti cibi integrali, mangiandoli tali, ci sono contenuti dei sali minerali e delle sostanze dei micronutrienti, degli oli essenziali, acidi linoleico, linolenico e via dicendo, che sono molto importanti per costruire le membrane cellulari, gli ormoni e via dicendo. Per cui insistere un po' sul vero cibo integrale, attenzione, quindi sapere trovare il pane fatto col frumento integrale è importante, non come forse accadeva più un tempo, dei prodotti da forno fatti con farina bianca, ok, farina zero per dire, cui veniva aggiunta poi la crusca. Quello non è cibo, è un qualche cosa di diverso. Quindi andare anche alla caccia appunto leggendo le etichette, come ho sentito prima, è molto importante leggere le etichette, sono un po' una carta d'identità dell'alimento, quando l'alimento non è ovviamente perfettamente riconoscibile, no? Già riconoscibile. Vedo che hai il microfono, prego. Sì, mi è capitato in mano. Mannaggia. Dato che ce l'ho, vorrei dire qualcosa. Siamo riguardo, qui per quello. Mi chiamo Elia e sono dell'Istituto Magrini Marchetti di Gemona e vorrei dire che l'Italia, per come è vista nel mondo, come principale paese del cibo, no? Non so bene come spiegarmi, all'estero, quando un italiano va all'estero, gli stranieri in qualche modo pretendono che noi sappiamo cucinare bene ed è una cosa molto richiesta da noi, perché non solo dobbiamo saper cucinare ma anche saper cucinare bene e queste cose. Abbiamo una fama, dici, che ci accompagna, sì. E ogni tanto ci chiedono di dimostrare nei fatti. Tu cucini? Sì, cucino solo una cosa, io la pasta col sugo, e devo dire che è sicuramente la migliore del Friuli. No, seriamente, è buonissima la mia pasta. E qual è il trucco per renderla così buona? Se puoi dirlo, se puoi svelarlo. Il segreto è che deve essere fatta da me, perché se la fa qualcun altro non riesce bene a... È tutta una questione di papille gustative. Ok, dai, qualcun altro che vuole intervenire? Vai. Io avrei una domanda rivolta agli esperti riguardo l'Expo. Quanto secondo voi l'Expo può andare a incidere i metodi di produzione industriale e alimentare, se sarà solamente un sassolino lanciato in un oceano o se potrà effettivamente modificare i metodi di produzione alimentare? Sì, è una domanda complessa. Sì, potrà e non potrà, nel senso che all'Expo verranno presentati probabilmente, ancora non lo sappiamo perché, come dire, anche gli organizzatori stessi tengono un po' segreto, insomma, perché se sappiamo tutto all'inizio poi non ci va nessuno sostanzialmente. Ma quindi non sappiamo esattamente quale sarà l'impostazione, come i vari paesi si presenteranno. Sicuramente ci sarà un percorso di innovazione nella produzione del cibo, ad esempio non so, Israele avrà uno stand molto impostato sulla cultura idroponica, no? Cioè la coltivazione delle piante senza terra, nell'acqua, no? Nella soluzione, che loro sono molto bravi perché hanno poca acqua, poca terra e devono gestire la produzione del cibo in situazioni estreme, diciamo così. E così altri paesi punteranno sui prodotti principali, il riso piuttosto che altri prodotti. Quindi di sicuro i paesi per fare bella figura presenteranno le cose migliori e le cose nuove. Di sicuro c'è un dibattito ancora in corso anche in Italia su questo concetto, cioè
ad esempio, è la nostra tradizione, che fine fa? Cioè, appena prima il tuo collega ha detto che l'Italia nel mondo significa cibo, pizza, pizza, mandolino, insomma cose del genere, no? Che insomma è abbastanza vero. E noi sarebbe pizza, pizza, fisarmonica, oppure frico fisarmonica, roba del genere. Ma quindi noi siamo identificati in questo modo. Se spingiamo molto sull'innovazione, sul cambiare la nostra tradizione, sul modificare ad esempio la dieta mediterranea, che è diventata patrimonio dell'umanità, tanto è sana, tanto è buona, tanto è sostenibile, che effetti potrebbe avere ad esempio sul turismo, oltre al fatto su noi, sull'alimentazione nostra, no? Quindi diciamo gli aspetti che tu portavi in campo fanno parte di un dibattito ancora in corso. E sicuramente l'Expo darà una spinta in avanti, perché è sempre stato da quando esiste l'Expo, insomma. Però diciamo che sarà un altro momento di riflessione sull'incontro fra innovazione e tradizione anche nel cibo. E questa era un po' anche la perplessità che sostenevo come operatore, cioè questo dibattito esiste già, no? Expo o non Expo. Sappiamo già che gli israeliani coltivano con l'irrigazione a goccia, sappiamo già che in Thailandia si coltiva il riso, eccetera. Quindi spingere l'acceleratore su questi concetti magari... Cioè il dubbio è sul valore aggiunto di Expo, questo è... Sì, no, se c'è o non c'è? Il dubbio è, secondo me, cioè, ripeto, se un'esposizione mondiale sul cibo, cioè non è un dibattito mondiale sul cibo, cioè l'UNESCO fa l'anno dell'alimentazione, no? Tutto il mondo discute di alimentazione, facciamo i convegni, facciamo gli incontri, le serate, eccetera. E un conto è l'esposizione dell'alimentazione, cioè il cibo è quello, la patata è quella, no? Poi la metto nell'acqua, la metto nelle cose. Quindi il presentare un'esposizione mondiale sul tema del cibo, mi resta il dubbio, a molti, non solo a me, resta il dubbio di che cosa andiamo a vedere, di che cosa vedremo, sempre dal punto di vista, confermo che dal punto di vista didattico, istruttivo, sperimentale, culturale, sarà un evento fortissimo, questo è indubbio. Savoia. Sì, io credo che appunto non sia il caso di lasciarsi scappare l'opportunità di confronto, no? L'opportunità di confronto, l'opportunità di discussione sulle tematiche, ma sulle tematiche ampie, non solamente sulla semplice opportunità da parte dei visitatori occasionali di trovare, anche in chi è interessato dal punto di vista tecnologico alle innovazioni, di trovare delle soluzioni o appunto delle novità da applicare a livello industriale, ma sia un momento di discussione proprio su che futuro ci attende dal punto di vista e infatti uno dei temi grossi è quello. Quindi discutere tutti assieme, gli stakeholder cosiddetti, no? Cioè i portatori di interesse, discutono per capire che tipo di futuro si può dare a questa umanità, un'umanità che sta depredando, perché così è la situazione adesso, sta depredando almeno una parte dell'umanità, no? Io dico sempre, individuiamo l'emisfero boreale, dopo è vero, ci sono anche nell'emisfero australe alcune eccezioni, ma sta sostanzialmente depredando in termini di risorse il pianeta. Allora, che futuro ha in termini di, appunto, sostenibilità andare avanti in questo modo? C'è la possibilità di un modello di produzione agricola, agroalimentare, sostenibile, diversa, quindi la possibilità di un modello di sviluppo che diventa modello di consumo diverso. Quindi avere l'opportunità di questo scambio, sempre, vabbè, io sono un medico, quindi ho sempre sullo sfondo questo obiettivo di esistere tutti fra 50 anni in salute su questo pianeta. Io probabilmente, ma insomma, penso ai miei figli, penso ai miei potenziali nipoti. Ecco, credo che in questo senso sia un'occasione da non lasciarsi scappare. E un altro degli aspetti appunto è quello dell'equilibrio, perché ci sono ampie parti del mondo dove la malnutrizione è un problema gravissimo. Noi per contro spesso abusiamo e abbiamo problemi di tutt'altra natura. Per cui abbiamo risorse, abbiamo cibo, ma molto spesso la nostra salute non ne approfitta, cioè non siamo in grado, no, di... Infatti il problema della fame nel mondo non è perché non produciamo abbastanza cibo, ma è perché il cibo è mal distribuito, quindi noi lo buttiamo via da altre parti. Sì. Non so se posso abusare ancora un secondo. Sì. Maldistribuzione significa
malstrutturazione della produzione. Cioè, se io decido che in Costa Rica si producono solo banane e quelle banane devono essere, o caffè, e questi prodotti vengono consumati da un'altra parte del mondo, capita un parassita delle banane o del caffè in Costa Rica, il Costa Rica resta senza possibilità di sostentamento proprio alimentare. Quindi ripensare a questi modelli ci può essere un'opportunità, ecco, in questo. Ci fermiamo, una pausa per la pubblicità. Abbiamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme, allora altre considerazioni, prego. Sì, salve, vorrei chiedere avere un'opinione dei tre esperti su un tema che è strettamente legato, volendo, alla nutrizione, alla povertà e a tematiche del genere, quello degli sprechi. E voi sperate in qualche modo che l'Expo possa essere un trampolino di lancio, ovvero un ulteriore trampolino di lancio, perché comunque si è insistito già da parecchi anni fortunatamente sul tema degli sprechi? E soprattutto magari delle differenze e del divario tra i vari paesi. Non so se l'Expo parlerà di sprechi, penso che l'Expo, già il nome è un programma, cioè parlerà di abbondanza, penso, e di confronto, come diceva il dottore. Il tema degli sprechi comunque è uno dei temi che stanno attorno al discorso, giustamente, al discorso alimentare, perché noi sprechiamo troppo, adesso non si può fare demagogia del tipo che non devi buttare via il pane perché in Congo, insomma, no, cioè, non c'entra niente. Ma la questione, come diceva un po' il dottore, cioè di altro tipo, molto sovranazionale, politica e quant'altro. Però sicuramente fra i tanti temi, visto che poi l'Expo non è un evento da fiera appunto di 15 giorni, ma dura 6 mesi, poi avrà degli strascichi perché comunque ci saranno delle iniziative che proseguiranno anche dopo, fino addirittura al marzo-aprile del 2016. Quindi probabilmente sarà uno dei temi in discussione. È un tema però che è molto più che legato all'innovazione, è legato proprio alla tradizione, bisogna vedere quanto spazio, ancora non lo sappiamo, avrà la tradizione dentro l'Expo, vedremo. Savoia. Sì, quello dello spreco è un po' un tema, è una delle varie contraddizioni, no? Sempre del nostro modello di sviluppo e del nostro modello di consumo. Non lo so quanto si riuscirà a escogitare di più mettendo insieme queste menti alla fine, no? e queste esperienze. Sullo spreco si sta facendo molto, no? È una tematica, tra l'altro l'anno scorso mi sembra che fosse l'anno in cui si è molto dibattuto appunto, no? su questa tematica. Ci sono delle esperienze di recupero, per esempio, di alimenti che sono, passami il termine, a fine vita, no? Vicino al termine minimo di conservazione, vicino alla data di scadenza. Abbiamo noi stessi come azienda sanitaria abbiamo partecipato alla stesura di linee guida per la ristorazione collettiva a livello regionale, dove c'è una parte sviluppata proprio da Segre, che è uno dei fondatori di Last Minute Market, no? A Bologna. Che appunto è una delle strategie che si vuole mettere in atto proprio per puntare a sprecare il meno possibile. Sprecare e soprattutto, come diceva di nuovo Del Fabbro, è proprio non sprecare significa essere in grado di organizzare un modello di produzione e di distribuzione diverso, ma a un livello molto alto. Benissimo anche le nostre attività più piccole sulla ristorazione collettiva, anche sul non spreco nella ristorazione pubblica, però le cose andrebbero pensate a livello politico molto più alte. Volevo dire alla regia se intanto viene preparato il filmato relativo alla partecipazione del Friuli Venezia Giulia Expo, intanto c'è qualcuno di voi? Prego. Scusami. Allora, oggi nel Liceo Magrini è venuto fuori un piccolo dibattito riguardo agli sponsor ufficiali dell'Expo. Infatti si sa che gli sponsor ufficiali sono anche il McDonald's e la Coca-Cola. E vorrei chiedere il vostro parere di cosa ne pensate di questi sponsor, perché quasi sembra un paradosso rispetto quasi a un'idea dell'Expo che invece vorrebbe quasi promuovere dei cibi sani, quindi anche questi fast food rispetto agli slow food. Quindi cosa ne pensate voi di questi sponsor come il McDonald's o la Coca-Cola rispetto all'Expo? Ma non è questione di pensare, è questione che
appunto l'Expo è l'Expo, no? Cioè l'Expo non ha una visione ideologica, per cui la Coca-Cola è la più grande azienda alimentare del mondo, più o meno, insomma. E quindi dal punto di vista sia delle capacità finanziarie che della centralità del tema ci sta tutto, insomma, no? Dopodiché uno non è obbligato né a berla né a comprarla, però sì, sicuramente l'Expo non ha una missione, che non è quella che dici tu o che potremmo pensare qualcuno di noi. La missione di Expo è fare dibattito su questo tema. Nel dibattito c'è Quindi, tutto. cioè, va bene una multinazionale come la Coca-Cola o la No, McDonald's? se mi chiedi un mio parere posso dire di no, ma l'Expo non è che non mi ha chiesto prima. Sì, probabilmente, aggiungo, probabilmente non si può pretendere di lasciare fuori queste grosse multinazionali che sono anche un po' dei centri di potere, che chiaramente, ovviamente, peseranno in qualche modo su alcuni aspetti, però è impensabile, credo, in una manifestazione del genere, con obiettivi che non sono obiettivi, tutti, passami il termine, terzomondisti, no? Cioè non sono obiettivi, è un qualche cosa di molto ampio, quindi sai, in qualche cosa di molto ampio ci sta di tutto, insomma, bisogna guardare con un occhio forse un po' laico, ecco, questo, per quanto possa comprendere le perplessità. La posizione, certo. Andiamo un attimo allora a vedere come il Friuli Venezia Giulia si prepara a partecipare all'Expo. Presidente, la partecipazione all'Expo di Milano è un'occasione da non perdere per il Friuli Venezia Giulia. Assolutamente, ed è per questo motivo che abbiamo costruito un programma che ci vede presenti non soltanto a Milano ma soprattutto sul nostro territorio. Siamo riusciti a far sistema, sono molti gli attori che dobbiamo ringraziare per questo e siamo sicuri che riusciremo non solo a dare visivamente chiara la nostra presenza, ma anche a promuovere il nostro territorio, ovviamente nel settore dell'agroalimentare, ma questo significa anche turismo e significa evidentemente far conoscere il Friuli Venezia Giulia. 3 focus tematici, una in particolare riguarderà la vitivinicoltura. Presenza al padiglione vino, il padiglione forse più significativo, più importante, che rappresenta la vitivinicoltura in Italia e quindi una delle grandi eccellenze che il nostro paese presenta al mondo. Saremo presenti tutti 6 i mesi e avremo oltre 100 postazioni di decanter, oltre 200 aziende che si sono già prenotate della nostra regione e che a rotazione saranno presenti, 26 momenti di degustazione e di approfondimento durante i 6 mesi e sicuramente possiamo dire che avremo molte possibilità di B2B, quindi di incontri business per i nostri operatori. Spazio anche all'innovazione e alla ricerca con le università? Assolutamente sì, un grande evento che faremo su Udine in cui ci sarà questo incontro fra il mondo enogastronomico, l'innovazione per quanto riguarda la produzione agricola e quant'altro, e quindi i nostri parchi scientifici e le nostre università che danno un contributo rispetto alla presenza in Expo. Vi leggo nel frattempo un altro messaggio arrivato, una signora ci scrive: buonasera a tutti, purtroppo siamo bombardati da troppa pubblicità che ci invoglia a comprare cose di marca, tralasciando i prodotti tipici locali non tanto conosciuti. La spesa la maggior parte delle volte la faccio io, perché se mando i miei figli o il mio compagno fanno fuori mezzo stipendio, perché allora fa gola tutto. Un saluto ai ragazzi del CEFAP. Continuano ad arrivare saluti per i ragazzi del CEFAP, noi insomma volentieri li leggiamo. Volevo chiedere una cosa ai ragazzi, visto che prendo spunto da questo messaggio che si parla di prodotti tipici. Abbiamo detto l'Expo non è una sagra. Di sagre ce n'è tantissime nella nostra regione e molte partono proprio e hanno al centro quelli che sono prodotti tipici del territorio. Vi chiedo, c'è qualcuno di voi appassionato che magari soprattutto durante l'estate ne approfitta e fa questo famoso giro delle sagre per assaggiare prodotti tipici? È una cosa che... Sì, io sono Marco da Gemona, dal Daronco, e sì, d'estate soprattutto a Gemona si fa una sagra per ogni borgata praticamente. Questa è una caratteristica, esatto, no? Fa piacere un po' girarle tutte.
A volte non ci si concentra tanto sui prodotti tipici, ma magari si fanno anche altre cose, ci sono delle sagre in cui fanno anche il pesce, però è sempre bello andare, vedere cosa c'è, mangiare, se no io vengo da Pontebba, quindi anche a Pontebba si fa la sagra, o le sagre anche un po' più verso Tarvisio, che magari ci sono più prodotti più verso l'Austria, insomma. E c'è un incontro di culture Esatto, anche esatto, sulla tavola, esatto, giusto? esatto. Quindi con tutte le contaminazioni del caso. Prego. No, d'estate è veramente una buonissima occasione per conoscere, diciamo, anche proprio il proprio territorio, perché comunque ci sono sagre con, appunto, dicevamo, dei piatti tipici come argomento, ma sì, anche la possibilità veramente di guardarsi intorno, e secondo me sono veramente importanti alla fine. E poi mangio solo lì praticamente d'estate. Beh, c'è la possibilità effettivamente di andare ogni fine settimana in un paese diverso, si conosce un paese diverso e poi ovviamente si unisce l'utile al dilettevole. Abbiamo quasi finito il tempo a disposizione, vado dal prof, no, per tirare un po'... Proprio sulle sagre, mi è capitato l'anno scorso di parlare con un cittadino degli Emirati Arabi che per motivi di lavoro si è fermato nella nostra regione per qualche mese e è rimasto piacevolmente scioccato dal concetto della sagra. Non diamo per scontate quelle che sono quello che è il nostro quotidiano, perché spesso basta un occhio straniero o comunque un occhio che viene da fuori per valorizzarle poi. Il fatto che noi ci troviamo in comunità per festeggiare la fragola, oppure per festeggiare la pera o per festeggiare un vino, erano veramente scioccati. Hanno detto: ma neanche in un libro di Tolkien possiamo immaginare che una comunità si ritrovi per festeggiare un prodotto della terra. E ce l'hanno invidiato davvero tanto. Anche perché poi c'è la mobilitazione di un'intera comunità, soprattutto nei paesi più piccoli, è vissuto veramente come un momento importante, poi atteso identitario in realtà tutto per l'anno. la località. Identitario, proprio per ricollegarci a quanto dicevamo in apertura, no? Cibo e identità, che poi insomma quello che mangiamo racconta tante cose di noi. Ragazzi, so che c'è qualcun altro che voleva intervenire, ma abbiamo finito il tempo. Stasera poi eravate davvero tanti, impossibile riuscire a far parlare ciascuno di noi. Comunque vi ringrazio tutti voi insomma che avete scelto di essere qui in nostra compagnia, avete dato il vostro contributo. Ringrazio il prof, tutti i prof, anche quelli che sono rimasti dietro alle telecamere questa sera, ringrazio Adriano Del Fabbro, ringrazio anche il dottor Savoia per il suo contributo. Grazie ai tecnici in studio in regia e naturalmente grazie anche a voi che ci avete seguito da casa. Grazie e alla prossima, arrivederci.